Eccoci rientrati in studio, penalty tutti i giorni, no che dico, tutte le domeniche a partire dalle 19:30 sino alle 21, poi la replica anche nella tarda serata della domenica sera e in replica anche lunedì mattina a partire dalle 8:30. Abbiamo il nuovo commentatore adesso e la volta di Ciccio Rametta per quanto riguarda il campionato di promozione. Ciao Ciccio, ben trovato. Buonasera a tutti. Oggi incravattato, complimenti. Ho ricevuto precise istruzioni. Bene, subito il campionato di promozione, discuteremo dei due gironi insieme ai nostri due ospiti che poi dopo ci lasceranno per dare spazio ad altri due ospiti importanti del calcio siciliano. Risultati del campionato di promozione, subito girone A. Monreale, Cus Palermo 3-2. Real Calcio Castellammare 1-0. Dattilo Cefalù 2-0. Ligni Trapani Città di Carini 5-1. Favignana Fulgatore 2-2. Strasatti Montemaggiore 0-3. Delfini Vergine Maria Paceco 1-0. In classifica la vittoria del Dattilo ha favorito la squadra trapanese nel consolidare il primo posto in classifica, dato che appunto il Paceco ha anche perso. Guardiamo la classifica al completo. Dattilo 44 punti. Paceco 42. Salemi, Cefalù e Monreale 38 punti. Ligni Trapani 37. Montemaggiore 32. Castellammare 30. Real Calcio 29 punti. Favignana 24. Cus Palermo e Fulgatore 22 punti. Delfini Vergine Maria 21. Città di Carini 11 punti. Chiude la classifica Strasatti a 9 punti. Classifica che vede anche il Castellammare e il Montemaggiore con una partita in meno. Allora, in classifica Ciccio, subito il commento tecnico. Sì Ettore, allora possiamo dire che dopo tante giornate in cui l'equilibrio e i tatticismi erano un pochettino la costante di questo girone, nelle ultime due giornate questo si è ridotto a partite molto più avvincenti, piene zeppe di gol e pochissimi pareggi. Ce n'era stato uno solo settimana scorsa e ce n'è stato uno solo anche questa volta, tra l'altro molto movimentato, 2-2 a Favignana. Allora, una veloce analisi dividendo sempre la classifica in tre zone. In vetta abbiamo avuto una giornata favorevole al Dattilo che ha vinto il difficile scontro contro il Cefalù, mentre invece è stato clamoroso il tonfo esterno del Paceco che ha perso sul campo del Delfini Vergine Maria e quindi è rimasto secondo. Beh, servivano punti al Delfini Vergine Maria. Direi proprio di sì. Quindi. Riposava il Salemi, abbiamo detto del Monreale che invece ha vinto 3-2 e sicuramente ha ottenuto una vittoria molto importante. Per quanto riguarda il Ligni Trapani non molla, vittoria larga e speranze playoff sempre fino alla fine. Poi abbiamo queste tre squadre di mezzo, Montemaggiore e Castellammare che come tu hai detto hanno una partita in meno e gli aggiungo anche il Real Calcio, vittoriose appunto il Montemaggiore e il Real Calcio. Poi abbiamo il Favignana che oggi poteva distaccarsi un po' dalla zona play-out ma non ci è riuscito, a pareggiato in casa. E le ultime quattro che oggi disputerebbero i play-out, delle quali segnaliamo il Fulgatore che è riuscito a prendere questo punticino e oltre chiaramente al Delfini che con questa vittoria si rilancia alla grande. 30 secondi anche con i nostri ospiti, Dattilo e Paceco, insomma è una provincia un po' che vive anche di riflesso questa momentanea sull'onda Trapani, del Trapani, cioè siamo contenti di questa cosa. La provincia no? sta un pochettino respirando. Infatti, lo diciamo sempre, però lo confermiamo. Respirando calcio perché dico le posizioni in classifica, anche perché conosco le società che sono ben guidate. Il Dattilo è un piccolo paese tra l'altro. Sì, però la società è alla base di ogni squadra di calcio, per cui ribadisco, il Trapani sta portando entusiasmo, sta portando novità, perché chi lo avrebbe detto fino a qualche anno fa che il Trapani poteva dire la sua in Serie B? Evidentemente le altre squadre, per non venire meno, stanno cercando di fare cambiamenti importanti. Massimo, tra Dattilo e Paceco, anche se probabilmente non conoscerai i dettagli tecnici di queste due squadre, e comunque sarà battaglia sino all'ultimo, perché questi campionati di promozione sono così, no? Cioè ogni domenica è una finale. Io non conosco il campionato, però come diceva il direttore credo che la programmazione evidentemente sulla scia Trapani Calcio porta a queste due realtà che alla fine si contenderanno la vittoria finale. E sarà sicuramente guerra sino all'ultimo. E adesso il girone B, subito i risultati di questa ottava giornata di ritorno chiaramente del campionato di promozione. Randazzo, Castelbuonese 1-2. Città di Milazzo, Ciappazzi 3-1. Atletico Villafranca, Fiume Freddese 0-3.
Sporting Taormina Mamertina 3-0. Castelbuono Pistunina 0-0. Sinagra Calcio Riviera Messina Nord 2-0. Ghibellina Torregrotta 2-4. Vittoria importantissima della Castelbuonese addirittura nel campo difficile del Randazzo, vittoria che permette alla squadra di essere ancora una volta leader di questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Castelbuonese 51 punti. Sporting Taormina 48. Città di Milazzo 46. Sant'Angiolese 39 punti. Pistunina 37. Mamertina e Ciappazzi 30 punti, Sinagra 29, Randazzo e Torregrotta 26 punti, Castelbuono e Fiume Freddese 23, Riviera Messina Nord 15 punti, Ghibellina 10 e Atletico Villafranca chiude la classifica a 7 punti. Allora Castelbuonese che ha vinto, ma vince anche lo Sporting Taormina e soprattutto questo Città di Milazzo, adesso tra poco sentiremo anche i nostri ospiti, che credo che sia ancora una volta la squadra che più di tutte le altre può aspirare secondo me alla vittoria finale di questo girone. Non so perché ho questa sensazione. Sì, Ettore, questa è la tua opinione personale già da un paio di settimane. Venendo al turno di oggi, diciamo che i tre impegni delle prime tre squadre in classifica erano molto simili, perché tutte e tre affrontavano squadre di medio-bassa classifica. Però, volendo dare un merito e un plauso, forse la Castelbuonese giocava fuori casa e quindi è andata a vincere fuori, magari la sua vittoria ha un peso specifico leggermente maggiore solo per il fattore campo. Quindi 2-1 esterno. Credo che queste tre squadre comunque sia si contenderanno la vittoria fino alla fine. Riposava la Sant'Angiolese, ha pareggiato il Pistunina che comunque mantiene un ottimo margine sulle inseguitrici nella zona playoff +7. Andando nella zona bassa invece hanno perso quasi tutte le squadre coinvolte, eccezione fatta per Castelbuono che ha perseguito un pareggio e soprattutto la Fiume Freddese che è andato a vincere 3-0 fuori casa e quindi sono due squadre che cercheranno fino alla fine di salvarsi in maniera diretta. In classifica... La differenza tra Castelbuono e Castelbuonese? Nulla, Il sono nome. dello stesso paese. No, ci sorprende questa cosa, ogni volta noi la ricordiamo, due piccoli centri, un piccolo centro per due Ma piccole anche squadre. Taormina, questa è la seconda squadra infatti, da quella oggi. addirittura era una squadra in eccellenza. Sì, è un po' strana questa cosa, Renato, io credo che... Come Randazzo, Città di Randazzo. Infatti, voglio dire, ma come mai? Perché succedono queste cose? Io credo che se si uniscono le squadre ne fanno una buona che può anche programmare. Allora, diciamo che per noi addetti ai lavori non è buono, più società ci sono e meglio è. Ci sono tecnici che lavorano, Certo, giocatori questo che è chiaro, giocano. questo è chiaro. Io Non, mi ricordo non che ci fino a- possono essere roster di 50 giocatori. Ecco, il Città di Milazzo credo che dopo l'abbandono della C2 Sì. si stia pigliando a questa società di promozione per il calcio che conta. Beh, diciamo che ufficialmente è il vecchio ex È Città il di vecchio Milazzo. Città di Milazzo, per cui potrebbe, come dici tu, sulla scorta dell'enfasi del È in serie pubblico, positiva, tra l'altro, da parecchie settimane. potrebbe, anche se la classifica è così corta che dico Tutto può succedere. Tutto può sarà uno succedere. sprint all'ultima giornata secondo me. Mi dispiace invece vedere il Villafranca relegato all'ultimo posto in Che classifica. per tradizione questi campionati... Questa è una insomma, società che ha fatto storica. l'eccellenza per buoni, addirittura una volta rischiò di vincere il campionato quando l'allenatore era Pino Herrera, Sì. che io inseguì quando facevo il direttore alla Leonzio come allenatore. Mi dispiace anche perché c'è un buon impianto, È vero. anche se il paese è piccolino, però ormai diciamo l'entità dei paesi piccolini lascia il tempo che trova. Il problema diventa che purtroppo la gente è abituata a seguire le squadre che vincono, le squadre. Se nel Trapanese comunque si vive questa atmosfera positiva, nel Messinese quest'anno un po' si soffre, ecco spiegato perché probabilmente qualche società arrancano, non è il caso comunque del Taormina che addirittura ha due squadre che sono nella zona alta. Tu come vedi comunque tra Castelbuonese e Sporting Taormina, Massimo? No, io invece sono decisamente contro voi. Per me vincerà il campionato Sporting Taormina. Taormina. Assolutamente sì. Cioè non Una- dai chance al Città di Milazzo? No, Anche se secondo bisogna tardare in secondo classifica. me no, perché il Taormina è composto da giocatori di lusso per la categoria. Beh, Vedi questo è Alessio vero. Emanuele, Adriano Mannino, Trovato, il difensore centrale. Credo che anche loro abbiano programmato una stagione importante. E poi il prossimo anno due squadre in eccellenza? Sempre se insomma il Taormina Allora, una non bella farà il fusione grande così, salto. una bella fusione così. Una da- bella fusione. Vabbè, speriamo che comunque insomma mantengano le promesse. Allora, noi dobbiamo salutare i nostri due ospiti, però prima dobbiamo fare l'ultima battuta con Mister Marletta perché mi ha lasciato un indirizzo email www.ajaxsicilia.it
che sarebbe il sito dell'associazione allenatori. Perché? Allora, messaggio per tutti gli allenatori associati e non, spero che siano più associati che non. Praticamente da qualche anno c'è la normativa UEFA del federale rinnovo che vuole il corso di aggiornamento per tutti gli allenatori, 15 ore nel triennio. L'allenatore che non si adegua rischia di non poter più allenare. Allora, in questo contesto è stato fatto un meccanismo a cura dell'associazione che vuole che i corsi si possano fare sul territorio gestito dall'AEC, per cui tutti quelli che sono interessati abbiamo messo l'elenco degli allenatori a cui non è arrivato la carta del settore tecnico, possono andare benissimo sul nostro sito aecsicilia.it per vedere la loro posizione. Eventualmente chi dovesse avere delle difficoltà c'è un'email helpdesk@vcorsi.it dove c'è descritto di tutto. Ribadisco, chi non si adegua, oltretutto entro il 30 marzo tutti gli allenatori abilitati UEFA B devono fare domanda di partecipazione, perché tutto è permesso fino al 2015. Nel 2015 è permettibile per tutti fare i 3 corsi di aggiornamento di 15 ore. Chi alla scadenza del 31 dicembre non si adegua a questa normativa UEFA non avrà più diritto di allenare. Si annulla. Naturalmente l'associazione con la modica spesa di 30 euro l'anno è a disposizione di tutti. E questo è importante. Allora, verificheremo la posizione di un certo Tortoricino. No, tra l'altra cosa volevo dire a Ettore, i nostri trascorsi, l'ho avuto come allenatore, io facevo il direttore del Viagrande, era agli inizi della mia carriera di direttore e lui... Come è andata? È andata. È andata. Come succede. Poi per scelta ho lasciato comunque sotto. No, evidentemente dico, le qualità c'erano, anche perché lui, a differenza di tanti altri che si spacciano oggi per coach importanti, veniva dal retroterra, perché questo è fondamentale in tutti gli allenatori, avendo fatto settore giovanile con la Dossales, avendo fatto la gavetta col Catania 93, con l'Atletico anche. Per cui questo, diciamo, ti costruisce una base, dico, non vuole essere un demerito per tutti gli altri che hanno la possibilità della Serie A, come Filippo Inzaghi, che tu giochi e poi improvvisamente alleni la prima divisione. Però quello è un campione del mondo, voglio dire, l'esperienza aspetta, però l'esperienza insegna che se tu hai tradizioni dai settori giovanili, fai le categorie minori, ti riporti nei campionati importanti tutte quelle che sono le tue esperienze, indipendentemente dai risultati. Vabbè, ok. Un augurio a tutti gli allenatori, in bocca al lupo. Certo, ci mancherebbe. Allora salutiamo E soprattutto un augurio al San Gregorio. Ci mancherebbe. Salutiamo. E un complimento ancora a tutti i ragazzi della società. Ok, posso salutare Massimo. Salutiamo Massimo Scrivano, a cui auguriamo un in bocca al lupo, una bellissima carriera, le basi ci sono, l'esperienza c'è, la volontà e la determinazione non manca e già da domenica prossima secondo me sarete una brutta gatta da pelare. E aggiungo io serietà e professionalità, che sono 2 argomenti importanti. Lo so, ho avuto la fortuna nella mia ultima stagione da allenatore a Lentini di averlo come portiere, quindi conosco le qualità umane e insomma tecniche. Grazie. In bocca al lupo. Grazie a voi. Salutiamo anche mister Renato Marletta e salutiamo anche chiaramente il nostro... no, non ti salutiamo perché ci sono gli altri 2 gironi. Se mi vuoi liquidare me ne vado. No, giusto, ci sono gli altri 2 gironi del campionato di promozione. Ci dobbiamo fermare però perché c'è la pubblicità. Sì, adesso un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty.